tutti, oggi con l'itinerario di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di Fara in Sabina in provincia di Rieti. Il comune interamente circondato dal verde si trova a 482 metri sul livello del mare e conta più di 14.000 abitanti ripartiti tra il borgo antico e gli altri borghi o frazioni del territorio. Il comune di Fara in Sabina è conosciuto per la presenza nel suo territorio della secolare abbazia Santa Maria di Farfa. Non aggiungo altro, a voi Fara in Sabina! Benvenuti a Fara in Sabina, una bellissima cittadina della provincia di Rieti di 14.000 abitanti a pochi chilometri da Roma, una realtà che si estende su un territorio di 54 km quadrati in un paesaggio meraviglioso, adagiata su fantastiche colline, dove la storia e la tradizione si incontrano con una modernità in continua espansione. Una realtà composta da tantissimi nuclei, tantissimi borghi, frazioni, quartieri che compongono l'unitarietà della nostra bellissima Fara in Sabina. Ci troviamo qui nella sala consiliare, che è la casa di tutti i cittadini di Fara, all'interno di quello che è l'antico monastero della nostra città. Fara in Sabina ha all'interno del suo borgo capoluogo, come lo chiamiamo noi, delle meraviglie, delle particolarità assolute. Il monastero stesso, che adesso appunto è in parte sede comunale, un monastero che ancora oggi ha al suo interno alcune monache di clausura, quindi una particolarità che la lega alla regola del silenzio, e infatti all'interno delle mura del monastero è ospitato il Museo del Silenzio, che è unico nel suo genere e che l'amministrazione si è impegnata da sempre a poter non solo realizzare ma garantire la sua fruibilità. Insieme al Museo del Silenzio vantiamo un museo civico-archeologico di altissima qualità con dei reperti unici in tutto il mondo. Percorrendo poi le vie del nostro bellissimo borgo possiamo ammirare le due piazze principali, Piazza Garibaldi e in particolare Piazza Duomo, su cui si apre appunto la collegiata di Sant'Antonino, che è il nostro Duomo cittadino, una bellissima chiesa del XVI secolo, al cui interno potremmo ammirare delle fantastiche tele permanenti e delle opere di primissimo valore che sono punto di riferimento per tutta l'area sabina. Scendendo dalla collina di Fara in Sabina incontriamo quella che è l'altra meraviglia della nostra città, l'abbazia di Farfa, abbazia imperiale che rappresenta un punto di eccellenza turistica, culturale e spirituale assoluta per la nostra città. E non posso far altro che invitare ognuno di voi a trascorrere qualche ora all'interno della nostra bellissima città, tra l'olivo più grande e più antico d'Europa, visitando ovviamente i borghi di Fara e di Farfa, e ovviamente degustando un buon piatto tipico con quello che è il nostro oro, l'olio DOP della Sabina. Quindi vi invito con
tutto il cuore a venire a Fara, a trascorrere un po' di tempo in questa bellissima città, perché vi posso garantire che ne vale la pena. Adesso andiamo a visitare una delle meraviglie dell'Italia e di Fara in Sabina, ovvero l'abbazia benedettina Santa Maria di Farfa. La parola al priore. Ci troviamo qui nell'abbazia di Farfa, precisamente nel chiostro rinascimentale. È un'abbazia che però ha una storia più che millenaria. Le origini risalgono al VI secolo, poi ci fu un periodo di maggiore splendore nel IX secolo, è il periodo carolingio, in cui fu anche dichiarata abbazia imperiale. Poi ancora nell'XI secolo, soprattutto dal punto di vista spirituale, e poi a mano possiamo dire un periodo di decadenza, quando l'abbazia fu affidata ad abbati commentatari, che in effetti erano dei cardinali nominati dal Papa, soprattutto per l'amministrazione temporale. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus. Devo dire però che dobbiamo qualcosa anche a questi cardinali abbati commentatari, soprattutto al cardinale Giovan Battista Orsini, che a fine 400 costruì la nuova chiesa incorporando la basilica carolingia, di cui però resta qualcosa di importante, anche di bello, come la torre campanaria e anche parte del pavimento, che poi fu anche maggiormente arricchito nei secoli successivi. Qui abbiamo un bel pavimento cosmatesco. E poi, ecco, a mano l'abbazia dal punto di vista delle strutture architettoniche si andò ampliando, e così abbiamo una sala del 400 che attualmente è l'aula capitolare. Una sala del 600 che era il refettorio, e adesso è invece una sala per conferenze, convegni, riunioni. La biblioteca stessa ha avuto poi il suo sviluppo, biblioteca che è inquadrata nel servizio bibliotecario nazionale ed è statale, ma affidata, ecco, alla comunità monastica, dove nonostante tante dispersioni c'è ancora qualcosa di significativo, come un codice dell'XI secolo prodotto proprio nello scriptorium dell'abbazia. Un'abbazia che adesso conserva tutto questo patrimonio, ma lo conserva perché possa essere poi visitato, e ci sono migliaia di visitatori ogni anno.
non solo dal punto di vista più strettamente religioso, perché poi la basilica è anche santuario mariano, c'è quella bellissima icona di stile bizantino, ma anche per scopi culturali, e comunque tutti poi possono gustare l'atmosfera di silenzio, di pace, di raccoglimento e ritrovare anche se stessi. Accogliamo a braccia aperte, perché noi ce l'abbiamo come carisma, noi benedettini, di accogliere gli ospiti che vengono come Cristo stesso. In uno dei palazzi storici del borgo antico di Fara in Sabina andiamo a conoscere alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità del territorio. Benvenuti, siamo a Fara Sabina, a Palazzo Martini, una dimora storica del XV secolo che oggi si presta per eventi e ricevimenti. Siamo legati a questo territorio prevalentemente per l'enogastronomia e infatti usiamo i prodotti del territorio, i principali, per le nostre attività. Oggi ci troviamo dentro all'antico refettorio, che una volta era la parte centrale di questo palazzo, che in realtà in origine era un convento. Iniziando possiamo partire da quello che noi consideriamo un antipasto, che era fatto di salumi e di formaggi. Il guanciale, che è uno degli elementi principali della cucina locale e non solo. Il maiale è molto importante in questa cucina. Qui con me oggi ho mia sorella e Cristina, che è mia moglie, che insieme a me seguono questa attività, che è quella di seguire la cultura enogastronomica di questo territorio e proporle ai nostri amici, ai nostri clienti. Insieme agli antipasti che vi ho presentato abbiamo sicuramente una delle cose più importanti della nostra cucina, che sono le zuppe. Abbiamo questa zuppa di zucca con orzo e guanciale croccante, condita con l'olio della Sabina ovviamente. Insieme a quello abbiamo la famosissima pasta e fagioli, anche quella a volte con il guanciale di maiale, condita sempre con l'olio a crudo, l'olio DOP della nostra Sabina. Oltre a questo, forse il piatto sabino più conosciuto sono sicuramente le sagne all'uovo con il pomodoro e le olive, che appunto vengono chiamate sagne alla sabinese. Sopra venivano condite e decorate con la maggiorana, oppure persa come tanti la chiamano. Insieme alle sagne non poteva mancare sulla nostra tavola un po' di polenta, la polenta gialla condita con un semplicissimo sugo e delle salsicce. Con
con piacere, ecco, non posso non notare che abbiamo i nostri pani locali che spesso vengono accompagnati con il nostro olio DOP della Sabina. Insieme a queste cose possiamo passare ai secondi e ai contorni. Oggi vi presentiamo un maialino cotto al forno che può essere apprezzato anche visivamente. Insieme al maialino abbiamo voluto fare un piatto un pochettino più particolare, meno conosciuto ma tipico anche di queste zone. Perché? Perché qui ci sono i cinghiali, quindi abbiamo presentato questo arrosto di cinghiale brasato con un vino novello, e era quindi una cosa che si legava a un certo periodo dell'anno ed era servito insieme a delle verdure, dei carciofi e anche qui le olive del nostro territorio. Abbiamo anche delle spuntature di maiale alla cacciatora con delle patate, un piatto particolare, ricco e molto sostanzioso ma semplicissimo. Insieme ai nostri secondi ovviamente abbiamo accompagnato con dei contorni. Uno sicuramente il più semplice, le frittate con le erbe di campo. Perché? Perché i contadini mentre lavoravano raccoglievano anche delle erbette che portavano a casa e le mogli preparavano queste frittate che poi loro gustavano o così o in mezzo al pane. E inoltre non può mancare la cicoria. Abbiamo oggi per voi scelto dei dolcetti secchi che sono tipici del nostro territorio e di Fara Sabina in particolare. Sono i tipici tozzetti con le mandorle, le ciambelline al vino e anche delle ciambelline di pasta frolla con una marmellata di visciole che sono una delizia, che servono per chiudere il pasto. In più abbiamo pensato anche a un ciambellone che anch'esso è l'emblema della semplicità, come tutto il resto dei piatti che oggi vi abbiamo raccontato. Tutto questo veniva accompagnato sempre da un buon vino, come facciamo noi durante le nostre attività, un vino che anch'esso è di produzione locale, con dei vitigni autoctoni, spesso selvatici, che però hanno dato dei buoni frutti. Vi invitiamo a venirci a trovare a Fara Sabina, in questo borgo storico bellissimo, a 2 passi da Roma e vicinissimo anche a Rieti. Fara Sabina vi accoglierà nei suoi vicoli e nei suoi scorci unici. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo a Fara Sabina. Continua la nostra passeggiata nel borgo antico di Fara in Sabina. Adesso andiamo a visitare il Museo Civico Archeologico. Siamo nel Museo Civico Archeologico di Fara in Sabina, ospitato all'interno di Palazzo Brancaleoni, che è un palazzo del 1400. La sala che vedete è invece stata decorata nel 1700 e gli affreschi sono originali, così come i pavimenti. Il Museo Archeologico contiene i ritrovamenti provenienti da 2 grandi contesti archeologici, da 2 grandi siti, che sono l'abitato di Cures Sabini, città natale poi sia di Tito Tazio che di Numa Pompilio, il secondo re di Roma. Invece in questa sala ci sono i resti provenienti dalla necropoli di Eretum. Eretum è stata l'ultima città sabina a cadere sotto Roma, era una città di confine e quindi molto importante. Questa necropoli in particolare è una necropoli principesca. Altra tomba importantissima è la tomba 36, al cui interno è stato ritrovato anche un trono in terracotta che è quasi un unicum al mondo, sia per il periodo sia per la fattura. Tra gli altri oggetti importanti provenienti da questa necropoli c'è anche il lituo. Il lituo è il bastone con cui l'augure, cioè il sommo sacerdote, faceva le sue previsioni quando veniva interrogato da tutta la popolazione. Il sommo sacerdote era la guida della popolazione. Il lituo che noi abbiamo qui in museo è del VII secolo a.C. Tutti gli altri che sono stati fino ad ora ritrovati sono di III o di IV secolo a.C., quindi è un oggetto unico al mondo per il momento.
Altro oggetto importantissimo all'interno del museo è il cippo di Cures ed è l'unico per ora frammento ritrovato con delle iscrizioni in sabino. I musei civici di Fara in Sabina sono gestiti dalla dottoressa Maria Luisa Agneni. Noi dell'Associazione Progetto Investiganda abbiamo la gestione del Museo Archeologico e del Museo del Silenzio, che si trova sempre all'interno del borgo di Fara Sabina. Il museo raccoglie alcuni oggetti della vita quotidiana di queste suore e ci fa sentire il suono che questi oggetti producevano in un mondo in cui il silenzio regnava. Il Museo Civico Archeologico e il Museo del Silenzio sono visitabili venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 18, su prenotazione anche nei giorni infrasettimanali. Tutte le informazioni le trovate sul nostro sito www.investiganda.org. Vi aspettiamo! In questo spazio realizzo cose fatte a mano, artigianali ovviamente, hobbistica, per fare qualcosa per il paese. Si può visitare il sabato e la domenica perché poi gli altri giorni non è che... E poi se me lo chiedono apro. Io sono stata 50 anni a Roma, poi in pensione mi sono stancata, sono ritornata al mio paese, voglio stare qui perché è bellissimo. Fara in Sabina è mia madre, è mia sorella. È il posto dove mi realizzo e mi sento in pace con il mondo. Questa è la verità. Con l'assessore alla cultura andiamo a scoprire altre curiosità di Fara in Sabina, in provincia di Rieti. La bellezza di Fara in Sabina, oltre i monumenti, oltre le chiese, oltre gli edifici storici e le dimore storiche, è anche la ricchezza delle manifestazioni. Qui a Fara è rinomata il Fara Music, che è una manifestazione musicale a livello internazionale, è musica jazz e anima le serate di luglio. A luglio vi è anche la rievocazione medievale, il Castrum Fare, che è una ricostruzione storica su base storica delle entrate di Enrico IV di Franconia e quindi dell'accoglienza da parte dei faresi e dei farensi. Quindi il borgo si anima di costumi, sbandieratori, tamburini e cibi medievali. Ma importante per esempio è anche una manifestazione sportiva, un cicloturismo che si chiama Colli della Sabina. Di solito si fa il 25 di aprile, nasce proprio per far conoscere nella sua totalità il territorio. La fiera di Farfa riprende chiaramente la fiera partita dal 1400, inizialmente era una fiera che si svolgeva in due tappe, una primaverile e una autunnale. Poi nel 1800 è andata persa questa tradizione, è stata ripresa da poco in fondo, perché nel 2000 è stata istituzionalizzata proprio la fiera di Farfa, che viene fatta con la messa sul mercato dell'olio nuovo e quindi tra novembre e fine dicembre. Quindi accogliamo a Farfa numerosi stendisti che offrono i loro prodotti agroalimentari e anche i loro prodotti artigianali, raccogliendo chiaramente un pubblico molto eterogeneo e vasto che viene da tutta la regione. Andando per la fiera di Farfa è possibile chiaramente visitare tutto il complesso abbaziale con le guide esperte messe a disposizione dall'abbazia. Una caratteristica veramente carina, diciamo, da mettere in rilievo è che all'interno del complesso abbaziale abbiamo un museo comunale, il Museo Civico Sezione Medievale, che fu allestito nel 2000 dallo scenografo Emanuele Luzzati e riproduce in maniera
maniera molto fantasiosa e chiaramente scenografica la vita rinascimentale di Farfa, la vita di corte, la vita della fiera, ma soprattutto la vita dei monaci benedettini. Questo forno ha 500 anni, io sono 40 anni che ce l'ho io in gestione, alla quale io ho dovuto fare tutto, perché igienicamente era come era ai tempi dei tempi. Quindi il pane viene fatto come si faceva una volta, con il lievito madre, con la cottura sempre nel forno, un'ora, poi faccio la pizza, faccio tutto, i dolci. Addirittura io faccio anche le marmellate nel forno e quindi tutto ciò che è fatto e sono le ricette sono di mia madre, che mia madre quando è morta aveva 100 anni. Quindi vi dico, queste ricette sono ricette antiche. Poi c'è mio figlio, c'è mia figlia, quindi è tutta una cosa un po' familiare, tutto lì. Io vorrei che la gente venisse a Fara Sabina a vedere quanto è bella Fara. C'è sta tutto, c'è un verde che è bellissimo, c'è una passeggiata, c'è una pineta, una cosa bella per i bambini, le cose. Io vorrei che tanta gente venisse a Fara Sabina. Fara in Sabina vi aspetta con tutto il suo bellissimo territorio. Per rivedere tutte le puntate di Borghi Italia potete consultare il nostro sito e seguiteci anche su YouTube e su Facebook. Buone passeggiate a Fara in Sabina in provincia di Rieti. Ciao! Vi aspettiamo a Fara in Sabina.